Nel libro raccontiamo il caso Saint-Just. Saint-Just nulla a che vedere col famoso Saint-Just della Rivoluzione francese. La Saint-Just era semplicemente un'annunciatrice televisiva di quelle lì del quadrifoglio, no? Questi intellettuali che a un certo punto hanno sostituito la Vaudetti, la Orsomondo, eccetera, eccetera, quelle che facevano così col dito. La più bella di queste era Virginia Saint-Just di Teulada, figlia di Antonellina Interlenghi e di un conte o marchese di non so dove, Serbelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, qualcosa del genere, molto bella, una ragazza molto bella, molto delicata. A un certo punto Berlusconi, durante un discorso a reti unificate sulla riforma delle pensioni, la conosce, le comincia a fare la corte, le manda dei fiori, la invita a pranzo a Palazzo Grazioli, comincia a regalarle delle catenazze d'oro, sapete, fa questi regali molto eleganti, molto sobri, tipici suoi, e insomma diventa l'amante di questa qua, o questa qua diventa l'amante sua. Le fa comprare da una sua società un appartamentino a Campo dei Fiori. Dove sta l'abuso di potere? L'abuso di potere sta nel fatto che la tipa è sposata, è separata, con un bambino piccolo, e il marito è un agente dei servizi segreti, del SISDE, cioè del servizio segreto civile, presieduto, diretto dal generale Mori, che verrà poi utile quando parleremo dopo della mafia, eccetera. Bene, questo disgraziato, lo 007, a un certo punto litiga con la moglie separata per la questione del figlio e quindi insomma vanno per le vie legali. Se non che appena litiga con la moglie si ritrova degradato sul campo con un decreto del Presidente del Consiglio firmato da Gianni Letta, che lo dirotta a lavorare alla direzione delle carceri con uno stipendio che è 1/3 di quello di prima. A questo punto quello si incazza e che cosa fa? Fa sapere a Berlusconi che o lo reintegrano nel posto e nello stipendio di prima, oppure lui in piena campagna elettorale del 2006, quella che poi Berlusconi ha perso per un soffio con Prodi, 2 anni fa, 3 anni fa, quando era, lui spiattella tutto ai giornali sulla relazione fra la sua ex moglie e il Presidente del Consiglio, con tanto di prove. A questo punto, come per incanto, lo 007, dai bassi fondi della direzione delle carceri dove era stato confinato, ritorna al SISDE, anzi al centro di coordinamento dei servizi segreti che si chiama CESIS, con lo stesso stipendio di prima e lo stesso grado di prima, con un altro decreto della Presidenza del Consiglio. Il processo l'hanno fatto a Roma, quindi l'hanno archiviato. Sapete che a Roma è un archivificio più che un tribunale per quanto riguarda gli imputati potenti. È una branchia del governo praticamente il Tribunale di Roma, salvo eccezioni. E quindi il Tribunale dei Ministri archivia tutto dicendo che non c'è problema, insomma, non è dimostrato che questo degradare e poi ripromuovere questo tizio in corrispondenza della sua disgrazia o meno con la moglie e quindi con Berlusconi abbia influenzato Berlusconi nel portarlo di qua e poi nel riportarlo di là. Manca la prova. Potrebbe darsi, ma potrebbe anche non darsi. In ogni caso resta l'abuso di potere. Nessuno conosce questa storia, naturalmente, non mi risulta che a porta abbiano dedicato puntate. Non ho visto il plastico dell'appartamentino a Campo dei Fiori, con Vespa che indica con la bacchetta e il capitano Garofalo che prende le impronte, eccetera. Nessuno la conosce, ma la storia è quella, ed è una storia piuttosto grave, basterebbe quella per far dimettere chiunque in un qualsiasi paese decente. L'abuso di potere si ripete poi appunto con il sistemare la D'Addario nelle liste delle comunali. L'amica della D'Addario, nella lista la Puglia prima di tutto c'erano la D'Addario e la Montereale, quella che ha fotografato e filmato i bagni del Presidente del Consiglio. La D'Addario il lettone di Putin,
la Montereale i bagni. Tutte e due in lista, sono due politiche di altissimo livello, proprio due scoperte dell'ultima ora, tutte e due nelle liste patrocinate dal ministro Fitto e capitanate dal cognato di Mattarrese, Tato Greco si chiama. Allo stesso modo ci sono, ma ieri lo ha raccontato Berlusconi mentre Zapatero rischiava di soffocare, perché immaginate dover stare 2 ore davanti alle telecamere con uno che dice delle cose inaudite e non potersi sganasciare come farebbe chiunque sulla poltrona di casa sua. Ero lì che si vedeva che gli stava venendo Berlusconi a un certo punto, ma qualcuno l'avrà visto, spero, perché sembra che uno inventi. Gli hanno detto, ma questa storia un giornalista straniero ovviamente gli ha chiesto, dice, ma lei non ha mai pensato di dimettersi per questa storia delle prostitute, delle veline? Lui ha detto, veline, menzogna assoluta. Dice, c'è stato un corso a cui si sono iscritte alcune ragazze che volevano diventare assistenti parlamentari europee. Abbiamo fatto un corso, poi abbiamo estratto le 3 migliori, sono state non a caso votate con 130.000 preferenze, 40.000 e 39.000. Dice, escort, una calunnia. E ha spiegato la faccenda della Tattario dicendo, sono sorti in Italia dei comitati, a mio favore, denominati Silvio Cimanchi. Qui Zapatero stava per ribaltarsi, no? Silvio Cimanchi, e Berlusconi parlava seriamente, come se stesse dicendo Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Repubblicano, Silvio Cimanchi, no? Cioè per lui Silvio Cimanchi gli sembrava un nome assolutamente adeguato per un movimento politico, Silvio Cimanchi. Dice, sorgono spontanei questi comitati Silvio Cimanchi, formati da belle ragazze, d'altra parte per quale motivo dovrebbero essere brutte, no? Sembrava addirittura ragionevole questo modo incredibile di spiegare. Non possiamo mica stare in giro sempre con queste 4 racchie della sinistra, no? Questo era il senso, maleodoranti, come ebbe a dire in un'altra... avvenenti, piacenti, chiedono di incontrarmi. A un certo punto arriva Tarantini e porta delle ragazze. Ecco, qui sfugge il passaggio tra l'una e l'altra, c'è un salto logico. Mi porta delle ragazze a cena, io potevo rifiutarmi, chi si sarebbe rifiutato? Fa così a Zapatero, come dire, dai che anche a te ti piacerebbe se fosse uno che ogni tanto porta una carrettata, no? Zapatero, Zap Cimanchi o qualcosa del genere. Dopodiché in un caso vengo aggredito da questa signora che ha commesso reati per cui rischia 18 anni di carcere. Non si capisce quali sono. Dice, adesso sto studiando se denunciarla o meno, ma se la denuncio 18 anni di carcere. Forse lui non sa che i reati di solito sono perseguibili d'ufficio, cioè non è che se lui denuncia una persona, i reati perseguibili a querela sono reati puniti con pene minuscole, di solito multe. I reati perseguibili d'ufficio ti portano a 18 anni di galera. Se uccidi qualcuno è probabile che arrivi a 18 anni di galera in Italia, ma vi assicuro che per arrivare a 18 anni di galera senza sparare, se poi uno ha fatto una scopata col Presidente del Consiglio non si capisce come possa beccare 18 anni di galera.